Media britannici, nella parata del 9 maggio Putin annuncerà la guerra totale, Bruxelles verso nuove sanzioni, nel mirino il petrolio russo. La reazione di Mosca, via dalla stazione spaziale internazionale, continuano i bombardamenti sul Donbass, colpito l'aeroporto di Odessa. Weekend del 1 maggio tra città d'arte e mare, da domani meno restrizioni anti-Covid, cambiano le regole per mascherine e Green Pass. È morto Mino Raiola, il più famoso agente di calciatori. I suoi contratti di Ibrahimovic e Donnarumma aveva cominciato da una pizzeria in Olanda. Sognando la Parigi della Belle Époque, stasera su Rai 1 con Ulisse il piacere della scoperta, la nascita del cinema e i maestri della pittura, l'opera e il Moulin Rouge. Tra poco Alberto Angela, ospite in studio. Buonasera a tutti voi dal TG1. La guerra in Ucraina è arrivata al suo 66esimo giorno. Si intensificano i bombardamenti russi sul Donbass, mentre le immagini dal satellite rivelano lo stato dell'acciaieria Azovstal, rifugio della resistenza ucraina e di molti civili. Gli edifici sono quasi rassi al suolo. Colpito anche l'aeroporto di Odessa. E mentre l'Europa prepara un nuovo pacchetto di sanzioni, dalla stampa britannica arriva una rivelazione. Il presidente Putin sarebbe pronto ad abbandonare la definizione di operazione speciale ed annunciare nel corso della tradizionale parata del 9 maggio, anniversario della vittoria sovietica sul nazifascismo, la guerra totale a Kiev. Allora cominciamo proprio da qui, andiamo in diretta dal corrispondente da Londra, Marco Verbello.